Concorso letterario artistico. Mettiti alla prova. Hai talento? Dimostralo in una di queste categorie: edite e inedite. Poesie, racconti, narrativa, saggi, pittura, scultura, artigianato artistico, fotografia, fumetto, testi teatrali, monologhi e performance di gruppo, cortometraggi. Scegli il tuo tema. Sotto lo stesso cielo Lago Pesole. Focus su inclusione, sport e temi sociali. Sotto lo stesso cielo Melfi. Storia, Federico II e visione di modernità. Non c'è tempo da perdere. Scadenza bando: 31 maggio 2026. Premiazione: 11-12 luglio 2026. Bando completo su www.officinamediterranea.org. Info line: 393 559 7118 sotto lo stesso cielo @officinamediterranea.org. Partecipa, scrivi, lascia il segno. Buonasera. Buonasera amiche e amici di Officina Mediterranea, siamo in diretta sui canali social Facebook e YouTube di Officina Mediterranea e di Almanacco delle Tradizioni Popolari. Siamo in diretta per questa 27esima puntata dell'Almanacco delle Tradizioni Popolari e prima di far partire la sigla volevo salutare innanzitutto Razzo Maglio, co-conduttore, co-ideatore di questa trasmissione, anzi ideatore in primis. Ciao, ciao Bartolo. Ciao Bartolo, buonasera a tutti. Vedo oscurato Luigi Lampignano, sta avendo dei problemi tecnici ma li risolverà prima del suo intervento. Saluto nel frattempo Filomena Cancellaro che è insieme ad Anna Maria Leone, che tratteranno un argomento, adesso non svelo niente. Sono in trasmissione, però lì non si vede. Mi sento Luigi Lampignano che sta nel frattempo cercando di risolvere il problema, lo sto sentendo. Io faccio partire la sigla così andiamo subito con la narrazione della serata. Sigla. Ora salutiamo nuovamente Luigi Lampignano che ha cambiato mezzo. Ci senti perfettamente adesso? Sì, adesso vi sento tutti. Buonasera a tutti. Perfetto. Orazio, a te la parola. Allora, noi riprendiamo il filo che avevamo lasciato in sospeso la volta scorsa, non perché c'erano argomenti, non perché ci fossero argomenti non completati, ma perché Anna Maria Leone era stata invitata da noi ad accorciare la sua trattazione e oggi la proseguirà in quell'argomento bellissimo che è il restauro delle statue e dei manufatti legati alla religiosità ufficiale, questa volta non popolare. Quindi Anna Maria, ti lascio tutto il tempo che vuoi, ti lasciamo tutto il tempo che vuoi questa sera e quindi auguriamo a tutti buon ascolto. Grazie, buonasera a tutti. Allora, stasera parleremo, se mettiamo il titolo
Ecco, grazie, sì. Stasera parleremo del restauro di una scultura che è stata rimaneggiata moltissimo dalla venerazione popolare. Prima di mostrarvi le immagini e parlare delle varie fasi di restauro, mi soffermerei sul titolo, perché il titolo Conservazione e devozione, restauro e fede non è un titolo casuale, non è un'etichetta, ma è la sintesi del lavoro complesso che si è svolto, che ha richiesto anche tanto coraggio. Poi osserverei anche questi due concetti, conservazione e devozione. Conservazione perché le opere in questa maniera si riescono a tramandare nel tempo e a volte è necessario fare dei restauri. Il restauro segue una metodologia, quale appunto i materiali e le azioni che devono essere consoni al lavoro che si sta facendo, per cui la compatibilità, la reversibilità, la durabilità delle operazioni. Però in questo ci deve essere anche l'equilibrio e a volte bisogna rendersi conto che queste opere provengono dalla Chiesa, soprattutto nel nostro territorio e nell'Italia meridionale. Si restaurano opere della Chiesa, quindi è necessario che la comunità accetti il restauro, e per fare questo è necessario coinvolgere la comunità, i parroci, i fedeli. Tra l'altro le sculture sono rimaneggiate proprio perché sono più vicine ai fedeli, a differenza dei dipinti su tela e gli affreschi, che sono proprio distanti fisicamente, per cui la scultura invece si porta in processione, si espone, qualcuno bacia la Madonna, e soprattutto la venerazione della Madonna è molto sentita, e quindi le opere subiscono anche dei danni. Andiamo avanti con le immagini. La Madonna di cui parliamo, la scultura, è una scultura di legno dipinta e proviene dalla chiesa della cappella di Santa Lucia al Casale di Armento. È una Madonna in trono col bambino e di legno intagliato e dipinto. In questa immagine la vediamo inserita nella nicchia della chiesa, e da una prima indagine visiva la restituzione era quella di una scultura in cartapesta. Andiamo avanti con le immagini. Nel momento in cui poi è arrivata in laboratorio, si è preso atto che la spalliera, la seggiola su cui era assisa la Madonna e la pedana che è stata applicata in seguito risultano di legno ricoperte di cartapesta, e i disegni della cartapesta è finto marmo e finto legno. La scultura, perché venivano rimaneggiate? Proprio per quello che dicevo prima, le opere sono molto vicine ai fedeli, quindi a volte per il cattivo stato di conservazione o si cambiava gusto, e questo si rifletteva anche sulle sculture, oppure era solo per rinfrescare l'opera. Le opere vanno anche in processione, per cui ci possono essere dei danni, però i materiali che si adoperavano e gli interventi fatti non erano appropriati, e questa scultura è l'emblema proprio di questi cambiamenti, ed era proprio necessario poi il coinvolgimento della comunità, perché era completamente cambiata dopo il restauro. Io non ho messo l'immagine del dopo proprio per scoprirlo mano a mano che andiamo avanti nell'illustrazione. Anna Maria, scusami, una domanda, Anna Maria. Le dimensioni, grosso modo, per capire che ordine di grandezza? È un metro d'altezza, più o meno. E quindi è una Madonna seduta, tra l'altro, per cui le dimensioni sono quelle.
La base non è coeva alla struttura della Madonna, però si è lasciata, non si è rimossa, perché prima per una staticità del nucleo scultoreo, e poi ormai si era storicizzata, e quindi ecco i compromessi che poi si trovano anche per far accettare il cambiamento di una scultura. L'opera è stata restaurata nel 2001 in prospettiva di una grande mostra che in realtà poi si è fatta nel 2004 presso Palazzo Lanfranchi, nel museo di Palazzo Lanfranchi a Matera, ed è stata una mostra bellissima, corredata da un bel catalogo, e il titolo della mostra era le sculture lignee in Basilicata. Un'altra mostra in cui è stata esposta la Madonna è stata una mostra fatta a Firenze, il titolo era Maternità Divine, e le opere andavano dal Medioevo al Barocco, mentre quella fatta a Matera, le opere partivano dal XII secolo al XVI secolo. Perché vi parlo delle mostre? Perché è uno strumento importantissimo e dà delle opportunità per visionare le opere da vicino e per studiarle sia dal punto di vista storico-artistico che tecnico, e quindi il restauratore ha la possibilità di vedere com'è costruita una scultura, degli attrezzi che si utilizzavano, dei materiali costitutivi. E poi si possono fare anche delle indagini diagnostiche quando è possibile, e in questo caso si sono fatti dei prelievi per definire le specie della lignee, e si è fatta una statistica che in Basilicata si utilizzava molto il pioppo e il tiglio. In questo caso si è utilizzato il pioppo, anche perché il pioppo è un materiale, è un legno compatto, privo di venature, ed era facile lavorarlo. E quindi questo, esponendo le opere, e poi tra l'altro ce n'erano tante, e quindi uno vede anche la diversità fra l'una e l'altra, può fare dei paragoni, è un modo per studiare appunto le opere che solitamente stanno nelle chiese. Il filo conduttore comunque del restauro è stato sempre il minimo intervento, nonostante la scultura è cambiata moltissimo dopo il restauro. Mi sfugge adesso, se andiamo avanti con le immagini, ecco, questa è la spalliera coperta di cartapesta, e qui già si sono rimosse delle parti. Andiamo avanti con le foto. Poi c'è la base del prima e il dopo, ed è stata applicata con dei perni di legno, non si sono messi dei perni di metallo. Andiamo avanti con le immagini. Questa è la seggiola prima e dopo la rimozione della cartapesta. Andiamo avanti. Ecco, qui già nella fase di lavorazione si è eliminata una parte di cartapesta, però sotto c'erano degli strati di stoffa, serviva per aumentare il volume del corpo della Madonna. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Ecco, qui si è incominciato ad eliminare la cartapesta partendo dalla base, dopo abbiamo avuto si sono rilevate le pieghe della Madonna, quindi l'intaglio con la pellicola pittorica, e vediamo queste belle pieghe che scendono lineari e schiacciate. E l'altra sorpresa sono stati i piedi che rifatti, che erano solamente poggiati sulla base, ma non erano né di legno né di cartapeste, ma di argilla, ed erano collegati alla veste con la cartapesta. Andiamo avanti. Rimuovendoli abbiamo trovati i piedini originali di legno che scendevano lungo la veste della Madonna. A volte era scoraggiante perché ci si trovava di fronte a delle lacune, come vediamo le ginocchia della Madonna erano prive di pellicola pittorica,
E poi si è continuato a lavorare anche sul bambino, e anche il bambino aveva i piedini di terracotta, però sotto c'era il piedino di legno e c'era l'intaglio e la pellicola pittorica. Andiamo avanti con le immagini. Ecco, qui lo vediamo chiaramente. Andiamo avanti. Le difficoltà poi sono sorte quando siamo arrivati alla rimozione della cartapesta sul volto del bambino, perché c'erano vari strati, oltre a questa vernice ingiallita e alterata, e c'era anche una ridipintura che si è tolta facilmente. Tolto il primo strato, infatti qui io ho messo un'immagine, proprio per vedere che sotto c'era un altro strato di cartapesta, ed erano delle vere e proprie maschere. Andiamo avanti. Infatti vedremo, ecco, le 2 edizioni, e vediamo il cambiamento del volto del bambino che diventa allungato, e c'è anche una diversità di come è posizionato l'occhio nella nuova versione, diciamo. Andiamo avanti. Una cosa interessante, questo è il secondo strato di cartapesta, che era una vera e propria maschera, e all'interno c'era della vernice. Questo è molto interessante, questa situazione. Tra l'altro, o meglio, a me piace pensare che l'artigiano che se n'è occupato l'abbia fatto proprio per non far aderire questo calco sull'edizione originale, e che un giorno magari qualcuno l'avrebbe tolto come è stato fatto, e quindi ha salvaguardato la pellicola pittorica originale. Andiamo avanti. Ecco, il bambino è privo di tutta la cartapesta, la veste, l'incarnato è una stesura originale, mentre la sopravveste è stata fatta in un secondo tempo. Forse non ho detto all'inizio che l'opera è stata inserita nel primo quarto del XII secolo, proprio grazie agli studi fatti durante la mostra. Andiamo avanti. E vediamo qui l'immagine del prima e dopo del volto del bambino, quest'aria seriosa e mesta del bambino, e i capelli che sono definiti ciocca per ciocca, quindi è cambiato completamente. Andiamo avanti. Poi si è proseguito ad eliminare la cartapesta sulla veste della Madonna, e anche qui il mantello, andiamo avanti con le immagini, il mantello presentava un'edizione, perché 2 edizioni, l'edizione azzurra che noi vediamo, e poi c'erano delle lacune da cui si intravedeva una stesura rossa, ma si è preferito lasciare questa edizione perché era abbastanza uniforme, perché il restauro è volto sempre all'unitarietà della scultura, l'immagine finale, e questi poi sono i compromessi di cui parlavo all'inizio dell'intervento. Andiamo avanti. Scusami Anna Maria, ho visto un frammento di un quotidiano, immagino, quindi significa Sì, che adesso lo vedremo, quell'intervento... sì, lo Ah, ok, vedremo in ok. seguito, perché la cartapesta è fatta con i giornali. Stai anticipando quello che vedremo. Le difficoltà che abbiamo trovato è stato la rimozione della testa, perché non era solo cartapesta, ma anche qui c'era l'argilla, e l'argilla era quasi 2 centimetri, per cui rischiavamo di non trovare, la paura era di non trovare nulla sotto, e quindi ho preferito velinare tutta la testa, perché nell'eventualità non ci fosse stato nulla, avremmo riposizionato la stessa maschera, diciamo. Però a questo punto ci siamo fermati, abbiamo osservato meglio, e tra la testa della Madonna e la spalliera si è intravista invece la struttura lignea, al che è stato tutto più facile, e siamo andati con sicurezza ad eliminare la testa rimaneggiata. Andiamo avanti. Qui ancora la testa velinata.
velinata vuol dire che si è protetta con colla e carta giapponese, e questo serve per proteggere durante altre lavorazioni. Andiamo avanti. Ecco, qui si intravede lo spessore dell'argilla, però si intravede la stesura della pellicola pittorica, che era in ottimo stato, perché era aderente al supporto. Andiamo avanti. E quindi poi, ecco, queste sono le parti che sono state rimosse. Il velo, parte della veste della Madonna, parte del volto erano di cartapesta, mentre i piedini e le orecchie di entrambi, sia della Madonna che del bambino, erano di argilla. Andiamo avanti. Qui, ecco, è durante la lavorazione e la rimozione della cartapesta. Vediamo questo volto che si trasforma, e i danni che sono stati apportati alla scultura, persino le spalle sono state rimpicciolite, e purtroppo queste cose avvengono. Ma nonostante questo c'era la bellezza della stesura della pellicola pittorica. Andiamo avanti. Ecco, quello che dicevi, ed è molto interessante questo frammento di giornale, che è un giornale argentino, e c'era anche una data, 1880, quindi probabilmente il frammento è stato fatto nel 1880, e la cosa interessante che probabilmente nella bottega di chi ha fatto tutti questi cambiamenti circolavano questi giornali, o perché era un emigrato, oppure la committenza poteva essere che proveniva da fuori, quindi circolavano questi giornali. Andiamo avanti. Ecco, qui la Madonna la vediamo completa dopo il restauro, però ci sono stati degli accorgimenti, e quindi un lavoro pensato prima di operare naturalmente. Le operazioni di restauro sono stati la disinfestazione, il consolidamento, la pulitura, la stuccatura e l'integrazione pittorica. Prima di fare la disinfestazione e il consolidamento, si è pensato appunto di non passarlo sulle lacune del volto e sulla corona, perché il legno si sarebbe scurito e quindi avrebbe evidenziato ancora di più queste mancanze, e non avremmo letto il volto in modo naturale, e quindi è stato utile non passare il prodotto su queste lacune. Andiamo avanti. Qui l'opera, torniamo un po' indietro, però non importa. Dopo la rimozione di tutta la cartapesta, e quindi poi si è dovuta fare una leggera pulitura per rimuovere i residui di carta, di colla. Andiamo avanti. Qui invece è la fase della stuccatura, e anche questa è stata molto limitata, nel senso che si sono stuccate solo le lacune più profonde. Andiamo avanti, e per dare sempre dare il senso dell'unitarietà dell'immagine. Andiamo avanti, e la Madonna ha assunto un aspetto dignitoso. Andiamo avanti. Ecco, questa foto è molto interessante, perché si vede come si costruivano le sculture. Quello che dicevo prima, le sculture si portano in processione e quindi venivano scavate per alleggerirle, ma anche perché il legno è un materiale igroscopico, assorbe e rilascia umidità, e in questi movimenti crea delle fratture, sia alla struttura che alla pellicola pittorica, e quindi per questo poi venivano scavate all'interno. Andiamo avanti. E questo è il prima e il dopo restauro. E vediamo la scala colorimetra che solitamente mette il fotografo che si occupa delle opere d'arte, ed è cambiata completamente. Ha questo aspetto austero, severo e dignitoso dal punto di vista
tecnico e storico-artistico. E quindi la scultura è stata esposta, andiamo avanti, a Matera durante questa mostra presso Palazzo Lanfranchi. Andiamo avanti, e poi c'è un'immagine di quando è stata esposta a Firenze nel sacrario della Basilica di Santa Croce. Andiamo avanti, e anche qui si sono fatte gli studi si sono approfonditi, e praticamente chi si è occupato della parte archivistica, degli archivi, ha scoperto che la chiesa originariamente si chiamava Santa Maria e descriveva appunto che era solo una cappella con un altare in cui era inserita una Madonna. La mostra a Firenze è stata corredata anche da pannelli esplicativi, sia tecnico che storico-artistica naturalmente. Andiamo avanti. Ecco, qui invece è la foto adesso la scultura è nel museo di Tricarico, e quindi tutto qua. Spero di essere stata chiara. Bellissimo. E non è facile. Bellissimo, bellissimo. Peraltro si ricollega, senza che ci fosse stato nessun contatto tra me e Anna Maria, alle due parole che dirò alla fine, queste Madonne sedute. Ah, bene. E anche io mi sono collegata al lavoro di Anna Maria, perché lei ha parlato di questa bellissima scultura lignea che rappresenta la Madonna col bambino, e allora così, parlandone insieme, ci è venuta l'idea di raccontare una delle leggende materane che riguardano proprio la Madonna col bambino. È una storia molto semplice, quella che vi racconterò, e parla appunto dell'incontro di un pastore che era andato in un bosco a raccogliere legna perché lo aveva mandato il massaro aveva bisogno di legna per fare il formaggio, e chiama questo ragazzo, questo pastorello che ha nome Bonario, e gli chiede proprio di andare nel bosco per recuperare un po' di legna secca da ardere. Il ragazzo Bonario si fa convincere perché non aveva nessuna voglia di andare nel bosco, ma con la promessa di avere al suo ritorno pane e companatico. Ovviamente il companatico era rappresentato da formaggio, visto che si lavorava in questo ovile che poi produceva anche formaggio. Il ragazzo Bonario va e trova subito una bella fascina di legna secca pronta da ardere e la raccoglie, ma mentre sta tornando vede lungo la strada che costeggia il bosco una donna vestita molto poveramente, senza scarpe, sporca, con questo abbigliamento molto semplice, povero. E vede che poi questa donna col bambino in braccio gli si avvicina, quindi entra anche lei nel bosco e si avvicina al ragazzo. E Bonario si accorge che sta tremando di freddo sia la donna che il piccolo, che il bambino piccolo, quindi sacrifica la sua fascina, la butta per terra e la brucia per poter riscaldare la signora che ha visto e il bambino. E si accorge che, anche se vestita miseramente, questa signora è molto bella, ha una pelle molto chiara, i capelli biondi, quindi ha un aspetto nobile. Infatti è la Madonna col bimbo che si trova lì nel bosco. Quindi si riscaldano tutti, si riprendono da questo freddo, e Bonario pensa al casaro che lo sta aspettando e quindi si immagina, dice: tornerò senza fascina, chissà che succederà, ma non me ne importa niente perché io ho dovuto riscaldare questa donna col bambino che sicuramente hanno più bisogno di me. E la signora, che sappiamo essere la Madonna, lo sente e gli dice: non ti preoccupare, io ho già provveduto. E poi arriva una carrozza e la signora si avvia verso la carrozza, lo saluta, sale sulla carrozza e scompare. E il nostro Bonario ritorna indietro e trova sulla strada del ritorno una fascina molto più grande di quella che aveva raccolto all'inizio, da poter portare al suo padrone, diciamo. E quindi si conclude con
felicemente questo racconto, perché la Madonna ha provveduto anche al bisogno di questo ragazzo. In questa storia, che chiaramente io ho preso dal libro Quante storie di Leo Sabino, di cui avevamo già parlato in un'altra trasmissione, ci sono due termini che mi piacerebbe sottolineare in dialetto materano, e si riferiscono entrambi al nome dato alle fascine, alla raccolta di legna secca e rami. Uno è Schorschen, che è un fascio di legna, di rami secchi, messi insieme, però messi insieme in modo da formare un fascio molto lungo, perché questi fasci lunghi e stretti si trasportavano sui carri e quindi se ne potevano mettere tanti da trasportare sui carri lunghi. Mentre l'altro termine è mannicchia. Mannicchio invece è sempre un fascio di legna, ma dalle dimensioni più piccole, e questi mannicchi si mettevano sul basto degli asini, degli asinelli, anche 3, 2 lateralmente e 1 al centro. E qui voglio inserire in questo mio racconto un ricordo della mia famiglia, un ricordo personale, a proposito proprio del mannicchio. Il mannicchio, questa fascina di legna, veniva regalata ai contadini che andavano in campagna a lavorare, e mia madre mi ha raccontato un giorno che suo padre a fine settimana tornava a Matera, come facevano la maggior parte dei contadini che stavano fuori tutto il tempo, con questo mannicchio in regalo. Però tornato in città lui usciva con gli amici, quindi mia nonna scendeva, gli andava incontro e portava a spalla questa fascina, questo mannicchio appunto. E mi ricordo il commento che mia madre mi ha fatto quando mi ha raccontato questo episodio, che mia nonna si vergognava di questa cosa, perché portare la fascina sulle spalle per strada davanti a tutti era un modo per manifestare, diciamo, una condizione di povertà. E quindi volevo concludere questo mio breve intervento con un ricordo di quelle che erano le abitudini e le tradizioni popolari della nostra città di Matera. Bellissimo, il racconto di Filomena mi ricorda quelli che raccontavano i nonni una volta. Io posso dire che mio nonno mi raccontava storie molto simili a queste, di santi, di poveretti, di ragazzi alla buona che poi si salvavano rispetto ai furbi, eccetera. Noi siamo a maggio, come al solito, un mese d'anticipo rispetto all'astrologia come programma. E come tutti sappiamo, giugno è un mese ricchissimo di santi, importantissimi. Ho paura a nominarli perché se dimentico qualcuno può succedermi qualcosa. In ordine di tempo c'è Sant'Antonio, che poi è il santo di cui tratterà stasera Luigi. Poi subito dopo c'è San Vito il 15, il 21 c'è San Luigi proprio lui. Poi c'è San Giovanni, poi c'è San Pietro e Paolo, aiutatemi voi, qualcun altro. Oggi ci fermiamo a Sant'Antonio, che è un importantissimo santo che abbiamo importato dalla Spagna, ma poi è diventato il simbolo della città di Padova e anche di tutti gli italiani. Luigi, passo a te la parola, avvisandoti di aprire il microfono. Tanti santi importanti, però diciamo non è per fare una graduatoria. Sant'Antonio forse è il più amato, più venerato dalla cattolicità. Perché? Perché viene denominato il santo dei miracoli. Però c'è da precisare che non sono miracoli legati, come si pensa sempre, alle guarigioni, ma sono legati a esigenze del quotidiano del credente. E su alcune alcune circostanze che riguardano proprio il vissuto. Un po' di notizie su Sant'Antonio. Sant'Antonio viene dal Portogallo, da Lisbona, è agostiniano, quindi è un sacerdote
al contrario dei francescani che erano laici, e poi opta per il francescanesimo perché lo ritiene più consono al suo modo di concepire il cattolicesimo, la cristianità. Incontra lui è quasi contemporaneo a San Francesco, 14 anni più piccolo, e lo incontra alla riunione generale delle Stuoie, e San Francesco, che era un po' diffidente nei confronti dei dotti, non voleva che i suoi seguaci studiassero, anche se lui era comunque una persona colta, lui non diciamo scriveva in latino, e proprio per questo abbiamo i primi scritti in volgare, però autorizzò Sant'Antonio a essere predicatore e a insegnare teologia. Quello che abbiamo di Sant'Antonio è scritto nei suoi sermoni. Ma la cosa particolare, forse perché convinse San Francesco a dargli l'autorizzazione, è perché questi sermoni non erano, diciamo, avevano un aspetto laico, soprattutto erano sermoni a difesa dei poveri. Infatti poi lui, Sant'Antonio, sarà ricordato perché contrastò Ezzellino, il tiranno di Verona, e per questo Sant'Antonio è anche ricordato come il santo dei poveri, protettore dei poveri. Però adesso andiamo verso un aspetto forse più simpatico, più delizioso, più leggero, che è quello di Sant'Antonio legato a un miracolo, il miracolo di un bambino, Tommasino si chiamava, che affogò a 20 mesi, stava giocando e affogò. La mamma si rivolse a Sant'Antonio chiedendo di essere risuscitato il bambino, e si impegnava a offrire, a donare ai poveri tanto pane quanto fosse il peso del suo bambino. Al di là non credo che il peso fosse tanto, però questa circostanza portò a una delle più grandi tradizioni legate alla figura di Sant'Antonio, che è il pane dei poveri. E nel giorno 13 viene portato in chiesa cesti di pane per essere benedetto durante le celebrazioni, la messa di Sant'Antonio, e poi diciamo, chi lo ha offerto lo deve offrire a tutto il circondario, quindi diventa una cosa di comunità. Se vogliamo far vedere queste immagini del cesto allora, prima di tutto la forma, che molti non riconoscono, vedete? La forma è di un nodo, cioè è la forma della promessa. Quando si fa una promessa diciamo, va un nodo al cordone, alla cravatta, è il nodo della promessa, quello che c'è anche nel cordone di Sant'Antonio, è la promessa di questa mamma di offrire questo pane. C'è l'immagine di un altare di Sant'Antonio con cesti di pane, perché poi non sono, questa è la forma del pane cotto, e poi c'è quello di una chiesa, benissimo. Vedete, l'altare, la statua di Sant'Antonio viene circondata da questi cesti di pane che poi l'offerente offre a tutti i presenti, ma anche al vicinato di casa. È una forma di condivisione, quindi una forma anche, al di là adesso della povertà, non è certo con il pane, però i frati francescani su questo modello poi hanno aperto delle mense per aiutare i poveri. Però la questione del bambino si è, diciamo, consolidata perché in quella mattinata le mamme portano i propri figli a farsi benedire da Sant'Antonio, e un tempo, ma adesso un po' meno, li investivano con il saio francescano. Se facciamo vedere le immagini, ce n'è una storica di un bambino vestito col saio. Questo adesso è più moderno perché, diciamo, le mamme, diciamo, non portano più il vestito con il saio, portano direttamente, qui siamo in un claustro francescano e c'è la benedizione la mattina del giorno di San Francesco. Vediamo le immagini invece, questi invece col saio
siamo in un convento francescano dove il bambino viene portato vestito da francescano con il nome Sant'Antonio. Ce n'è una storica del 1900 di un bambino vestito con il saio francescano. Ancora, perché questa tradizione si consolida? Perché c'è un miracolo legato ancora alla figura del bambino. Un padre ricusò una donna accusandolo di aver concepito il bambino con un altro uomo. Per diramare il problema, chiese aiuto a Sant'Antonio. Sant'Antonio fece parlare il bambino, che nonostante fosse un neonato, e indicò il padre in quell'uomo che aveva ricusato l'altra donna. Il problema, diciamo, la questione del bambino si completa con la visione di Sant'Antonio a Campo San Piero. Quando Sant'Antonio riceve dalle mani della Madonna, ecco, questa è l'immagine un po' storica di un bambino vestito col saio francescano come piccolo Sant'Antonio. Il Sant'Antonio riceve Gesù bambino dalla Madonna. C'è un'immagine di una pittura, un dipinto, un costo francescano molto bella. Questa qui cerchiamo di ingrandirla, Bartolo. Vabbè, questa immagine, ecco, che significa? Significa che la Vergine affidando, la Madonna affidando a Sant'Antonio bambino, lo investe di questa capacità di benedire i bambini. E infatti poi Sant'Antonio quando viene rappresentato nell'iconografia, è col bambino, però non solo in braccio, appoggiato sul libro dei Vangeli. Cioè il Verbo si è fatto carne nelle braccia di Sant'Antonio. È un'immagine molto bella, cioè queste tradizioni non sono tramandate attraverso tradizioni precristiane, nascono tutte con questo personaggio che evidentemente ha affascinato tutte le persone con cui aveva a che fare. Aveva una forte oratoria, tant'è che una delle reliquie più importanti è proprio la sua lingua, che è rimasta incorrotta ed è conservata dove lui è sepolto, nella Basilica di Padova, si chiama la Basilica del Santo, non viene neanche più chiamata Sant'Antonio. Ancora, perché è legata al quotidiano? Perché Sant'Antonio contrastava tutti i nostri vizi. Uno dei tanti vizi è quello ancora legato alla figura della madre. Lui rimproverò un figlio che aveva offeso, aveva dato un calcio alla madre. Fu tanto preso dall'oratorio di Sant'Antonio che si tagliò il piede. Allora, la leggenda comune nei racconti della vita di Sant'Antonio, si dice che Sant'Antonio riattaccò il piede a questo giovanotto, diciamo perdonandolo, un po' come è successo ultimamente, che chi è stato picchiato ha chiesto di abbracciare i suoi aggressori. Sono dei fenomeni, diciamo, di tutto rispetto che vanno intesi non per quello che sono, per quello che trasmettono. L'altro miracolo legato a Sant'Antonio, sempre questi aspetti sociali, è l'avaro. C'era un personaggio, uno strozzino in buona sostanza, che morì e siccome lui voleva condannare questo comportamento, disse di non portarlo al cimitero perché il corpo era senza cure. Siccome, diciamo, questa circostanza doveva consentire il seppellimento, ci fu fatto una sezione del suo torace. La persona non aveva il cuore, perché l'avaro non ha cuore, secondo me. Quindi, sempre nell'aspetto sociale, andiamo ancora avanti. Il Sant'Antonio è il santo delle cose perdute. E chi non smarrisce in un oggetto? E chi non smarrisce la propria persona? E chi non smarrisce la propria fede?
e chi non sbarrisce un documento, un po' tutti. E c'è tutto un rito che ci aiuta attraverso la figura di Sant'Antonio a ritrovare questi oggetti. Da dove nasce questa tradizione? Dal fatto che a Sant'Antonio un presunto seguace gli rubò un libro, perché Sant'Antonio all'epoca i libri erano preziosi, se rubare un libro non era è come rubare un gioiello. E quindi questo libro poi improvvisamente fu ritrovato con il consenso, non il consenso di chi l'aveva rubato, fu ritrovato e basta. E quindi da quel momento in poi il Sant'Antonio viene invocato per ritrovare gli oggetti smarriti. E questo lo fa diventare un santo, diciamo, invocato un po' da tutti. Un altro aspetto sociale ancora più importante è quello del matrimonio. Nella mattinata della festa di Sant'Antonio, le donne che intendono sposarsi e hanno qualche difficoltà si recano in chiesa, soprattutto nella celebrazione mattutina, per invocare l'aiuto di Sant'Antonio per trovare marito. E c'è anche un rito per trovare per questa cosa qui. La leggenda vuole che un matrimonio non potesse essere celebrato perché la ragazza non aveva la dote necessaria per sposare. Questa dote fu scritta su un biglietto dal genitore e trasmessa al presunto quello che la richiedeva. Si racconta che il biglietto si trasformarono nei 400 scudi necessari per fornire la dote. È una leggenda, però una cosa è certa, diciamo, tutti questi aspetti, con una lettura attenta dei suoi sermoni, si ritrovano, e quindi c'è un fondamento anche dal punto di vista, diciamo, della caratterizzazione di questa persona che era vicina all'esigenza del popolo. Cosa ha fatto Sant'Antonio ancora? Siccome veniva dal Portogallo, ha girato un po' il mondo, poi a Messina sbarcò un po' perché ci fu un incidente, poi percorse tutta l'Italia fino ad arrivare, passò da Assisi e fino ad arrivare a Padova, dove poi morì, e viene anche venerato come il santo dei pellegrini, il santo dei viaggiatori. Quindi quando ci si mette in viaggio si invoca Sant'Antonio come protettore. E in ultimo una cosa simpaticissima: in genere il 13 è un numero sfortunato. Da dove deriva questa tradizione? Dal fatto che l'ultima cena i personaggi erano 13 e qualcuno tradiva, quindi 13, che se si diceva in genere che se alla tavola erano in 13 persone, qualcuno doveva morire, quindi non bisognava assolutamente essere in 13 a tavola. Invece Sant'Antonio, poiché si celebra il 13 giugno, è diventato invece un portafortuna. Hai fatto 13, poi è venuto dopo non so se c'è stata una coincidenza o meno, anche hai fatto 13 perché hanno col Totocalcio fatto la tredicina. Comunque è diventato anche il santo per invocare la fortuna. Quindi siamo andati dagli aspetti più intimi della povertà a quelli di una diciamo, fortuna per avere la ricchezza, non tanto la ricchezza del denaro, ma la ricchezza della gioia di vivere. Questo è il messaggio di questo santo, che tra l'altro viene sempre rappresentato, forse lo era, con una persona molto simpatica, molto, diciamo, visto che abbiamo parlato di statue, una statua che cerca di accattivare la simpatia di chi lo invoca e di chi lo venera. Bene, diciamo che queste sono tradizioni che in genere le tradizioni sono legate a fatti precedenti anche ai nostri
alla nostra fede. Qui invece tutte queste tradizioni nascono con questo personaggio e forse per questo noi, la gente, il popolo lo invoca e lo chiama come il santo dei miracoli. Però non è così come si pensa solo per le guarigioni, anche, ma diciamo tra tutti i miracoli per guarigioni, tranne il caso di Tommasino, diciamo che di una resurrezione, il resto non viene. Oltretutto c'è anche un aspetto ancora da ricordare rispetto a quelle che sono le sue capacità di essere vicino a quello che aveva fatto San Francesco e a quello che aveva fatto anche Gesù. Cioè, si racconta che lui fece inginocchiare un mulo davanti all'ostia per far riconoscere che nell'ostia c'era proprio un fatto, c'era la presenza della divinità. Ancora viene ricordato anche perché lui predicava, siccome San Francesco predicò agli uccelli, lui predicò ai pesci. E siccome nessuno voleva ascoltare, si rivolse nel fiume che passava per Padova, adesso non ricordo come si chiama, e parlò ai pesci e fece la predica ai pesci, dando testimonianza a chi non lo ascoltava che le sue parole. Credo che comunque questa cosa non fosse perché si racconta che quando lui predicava era così accattivante, anche chi non credeva lo ascoltava con piacere. Spero che mi abbiate ascoltato con piacere per questa storia del nostro amato Antonio. Senz'altro Luigi, senz'altro. No, hai nominato tante volte Antonio. Prego Bartolo. No, c'era una domanda, però fai prima la tua considerazione. Sì. No, vai, leggi la domanda, tranquillo. Vabbè, Stefano Mato si riferiva a questo quadro qui, cioè sì, anche questo del 1200, ispirandosi siamo nel 1700. Sì. È un chiostro francescano completamente affrescato, dove nella testata di un corridoio c'è questo affresco bellissimo, dove viene sintetizzato questa visione in una maniera, diciamo, più da credente, perché è direttamente la Madonna che offre il bambino, che affida il bambino a Sant'Antonio, per dire alle mamme: affidate a Sant'Antonio i vostri bambini, perché è certo che lui li proteggerà. Bene, prima di dare la parola a Orazio per il suo intervento, c'era anche una domanda per Anna Maria. Pino Pischedda diceva: ma i crani allungati suggeriscono qualcosa? Nel senso, la versione alterata li hanno modificati molto. L'epoca. È l'epoca, naturalmente, proprio perché questo cambiamento, prima avevano questi... Nel 1200 era così perché si scolpiva, erano rappresentati i personaggi. Le immagini avevano gli occhi grandi, le mani a paletta, e proprio sono delle caratteristiche tipiche di quell'epoca. Ecco perché poi tutti i rimaneggiamenti non rispondevano alle caratteristiche originali della scultura. E l'abbiamo visto mano a mano proprio nel bambino e anche nella Madonna, naturalmente, che il volto si allunga e cambia proprio impostazione. Bene, Orazio. Allora, ha nominato tante volte Antonio, giustamente Luigi, che mi sono ricordato che a Terranova Antonio di Taranto, il nostro Antonio di Taranto, sabato prossimo comincerà con la prima fase dei riti arborei della Pita di Terranova, di cui abbiamo diffusamente parlato nelle altre puntate degli scorsi anni. Bartolo, se per caso ti capita, la locandina si trova nella nostra pagina Facebook, così magari la facciamo vedere a chi ci sta ascoltando. Invece attendo che subito, vi toglierò pochi minuti, che Bartolo... No, se mi puoi esporre Google Maps, dobbiamo fare un piccolo preambolo prima. Grazie. Certo, Bartolo. Immediatamente. Un attimo. Allora, questa sera faremo un gioco, il gioco di unire i puntini.
Enrico Fagnano di Officina Mediterranea, chi segue Officina Mediterranea lo conosce benissimo, ha riscritto la storia del Risorgimento, che normalmente sui libri di scuola si insegna i piemontesi trionfali che liberano l'Italia fatta di monelli e poverissima gente che viveva nella miseria. Ecco, Enrico Fagnano la sta riscrivendo e noi stiamo cercando non di riscrivere la storia, ma di cercare di unire dei puntini di situazioni che al momento non sembrano definite. Questa bella cartina del meridione d'Italia, compresa la Sardegna, salutiamo chi ci ascolta dalla Sardegna, credo di aver scorto un cognome sardo, ci riporta al 5 giugno 1561. Noi siamo abituati ormai, straabituati alle stragi di innocenti, ma il 5 giugno di quel 1561 circa 2000 persone vengono passati a fil di spada, i loro corpi orrendamente squartati ed esposti nel tratto di strada che unisce Cosenza, che vedete molto bene, con Morano, la città di cui Bartolo ha buoni ricordi. È Morano la città di tua nonna, sì? Bartolo. Sì, mia madre, non mia nonna, mia madre. Tua madre, perfetto. Su questa strada vennero esposti i corpi squartati di 2000, la storia dice valdesi, e probabilmente non si sbaglia di tanto, ma c'è un problema. Come sono arrivati i valdesi lì? Sto facendo una ricostruzione a metà tra la fantasia e la cronaca. Noi abbiamo avuto nell'intervento di Patrizia del Puente l'informazione che prima personalmente non avevo, che la nostra Basilicata conserva nella lingua una traccia, un DNA liguro-piemontese. Se andiamo un attimo, zoomiamo verso la lontananza, Bartolo, abbiamo Potenza e il suo circondario e la zona di Trecchina vicino Maratea, che sono piccole isole linguistiche di un ceppo venuto dal Piemonte o dalla Liguria, non cambia moltissimo. Da cosa ce ne accorgiamo? Io ripeto a pappagallo le parole di Patrizia del Puente, dal fatto che a Potenza si dice a test per dire la testa e non la capa come in tutto il meridione d'Italia. E quindi testa viene dal nord Italia, anzi addirittura da Oltralpe, e lì è riconducibile un ceppo di provenienza appunto nord italica, piemontese. L'altro elemento che ci fa dire che c'è una immigrazione storica, c'è stata un'immigrazione storica, è il termine domani, declinato a Trecchina non come il nostro craie, e con tutte le varianti derivante dal latino cras, ma con diman, tipico della Sicilia. Cosa c'entra la Sicilia? Lo vediamo subito. Allora, che cosa succede? Questi due ceppi, da dove, perché e quando sono giunti nella nostra terra, la professoressa del Puente non si è esposta, perché giustamente nell'ambito scientifico, se non hai le prove, meglio tacere. Siccome noi siamo nell'ambito di Almanacco, che è una repubblica teocratica che agisce però per capa sua, noi azzardiamo delle ipotesi, non tanto peregrine, perché in realtà il primo studioso di lingue che è giunto sino a noi riconosciuto è il Rolf, che un secolo fa disse che a Potenza quel ceppo allogeno straniero di lingua era arrivato attraverso i catari. I catari. Chi sono questi catari? I catari sono un gruppo di fedeli, credenti, religiosi, di impostazione cristiana, ma con la grave colpa di non avere nessun rispetto e nessun riconoscimento nei confronti del Papa, e questa è una colpa gravissima che non si può lasciare, non si può se non lavare col sangue, che vengono prima
scacciati dal sud della Francia. Facciamo proprio rapidamente un resoconto. In primo piano, follower, ok. Famosa, la ricorderete dai tempi della scuola, la crociata degli albigesi contro gli albigesi. Gli albigesi erano appunto questi catari che vengono sospinti prima verso l'Italia, ma anche verso la penisola balcanica, e arrivano giù nell'Italia nel periodo di Federico II, perché i catari sono odiati dal Papa, il Papa odia Federico II, il nemico del tuo nemico è il mio amico. Federico si dimostra tollerante nei confronti di questi catari, e questi catari arrivano nel sud Italia. In Campania vi è una località che si chiama Guardia Lombardi, in Calabria abbiamo Guardia Piemontese, che hanno quel tipo di origine, e abbiamo un altro ceppo cataro molto importante a Mirabella Eclano, vicino Tindari in Sicilia. Sto facendo un giro largo, abbiate pazienza, devo fare un giro molto largo. Perché, o meglio, come sono uniti questi puntini? Sono uniti dal fatto che Tindari, la zona di Trecchina, più o meno, diciamo Viggiano, e i catari hanno in comune una rappresentazione grafica plastica che purtroppo Anna Maria Leone mi ha tolto tutta la suspense, è la Madonna seduta lignea, se possiamo far vedere Bartolo. C'è un elemento comune che lega Viggiano, questa è quella di Viggiano, no, ok, allora questa è nel sud della Francia, Montserrat, molto vicino a quello che era la capitale ideale dei catari, Montségur. Questa viene dal sud della Francia, lì dove la Francia incontra la Spagna. Poi abbiamo Viggiano, guardate la somiglianza. Viggiano, per favore, ok. E abbiamo anche l'ultima, che è Tindari. Tindari a 30 chilometri dalla enclave storica dei catari in Sicilia, che è Mirabella Eclano. Questi tre posti, secondo me, e secondo, ho trovato varie informazioni in rete, ovviamente sto facendo questa ricostruzione sulla base di notizie non confermate, ma comunque ricche di suggestione. Queste Madonne, secondo alcuni studiosi che hanno fatto degli studi specifici, hanno degli elementi in comune. Quasi tutti hanno un'altezza compresa tra i 70 e gli 80 centimetri. Guardate la somiglianza di quella precedente, per esempio, con la Madonna mostrata da Anna Maria, quella colorata, quella di legno policromo, ecco, perfetto. Guardate che somiglianza. L'altro elemento comune è quello di avere il volto molto ieratico della Madonna, mentre noi siamo abituati a una Madonna dal volto dolce, dallo sguardo comprensivo e materno. Qui hanno un volto molto ieratico. Altra caratteristica comune è quella di avere sempre nei luoghi in cui vengono venerate queste Madonne, che stanno sempre nei santuari, non stanno nelle chiesette laterali, un monastero benedettino cistercense, o addirittura citava qualcuno, templare erano vicino a Federico II. Cominciamo ad unire Pescaseroli è un'altra località con una Madonna seduta di legno, ma c'è un'altra località ancora nella nostra zona, Lucera, che ha ecco, perfetto, guardate le somiglianze, al di là dei colori, eccetera, guardate, queste qui sono, ecco. Lucera ha anch'essa una Madonna seduta, e come sapete Lucera è stato l'ultimo rifugio dei Federiciani, degli Svevi, quindi è un territorio pregno di questo antipapalismo, no? Antipapismo di quel periodo. La domanda che mi sono posto in realtà, e che pongo a voi, perché noi qui non siamo qui per darvi dei contenuti, ma al massimo degli stimoli, è come hanno fatto gli artigiani a fare queste Madonne così simili
io escludo che si portassero dei disegni, qui faccio la domanda direttamente a Anna Maria, non credo che avessero una carta come quella che abbiamo noi in grado di trasferire e di rendersi trasportabile per lunghe distanze. Secondo me è più facile che venissero trasportate da un unico luogo in cui venivano manufatte, però questo stiamo brancolando nel buio e nelle nebbie più complete. Anna Maria, vuoi dire qualcosa? Dillo subito, dillo di fronte a tutti. Il microfono? Non abbiamo elementi per dire questo. Chiaramente le persone si spostavano, quindi guardavano, vedevano, poi in quel periodo c'era quel modo di operare, e quindi poi si copiavano l'uno con l'altro, qualcuno che veniva da fuori e portava poi il cambiamento. Sì, ma se lo cioè, come lo facevano sto disegno? Cioè io vado a... Disegniamo. Lo disegnavano, erano artisti e quindi erano portati a realizzare queste cose, e comunque erano persone che si occupavano di questo, erano artigiani e quindi avevano confidenza con queste opere. E poi c'era anche la Chiesa, e quindi la devozione e gli scambi, no? Anche i parroci stessi a volte erano degli artigiani, frati. Sì, è chiaro, un artigianato diciamo medio-alto, di medio-alto livello. Ecco, l'ultima cosa che volevo dire sulle varie ipotesi attorno a queste Madonne sedute, spero anche qui di avere il conforto di Anna Maria, ci sono almeno 3 ipotesi. Una è che siano tutte di derivazione franco-iberica, quindi siano state sviluppate in quella zona e poi siano state o portate o imitate da artigiani locali. L'altra è che fossero già presenti nei rituali profani e quella Madonna seduta in realtà era Demetra, la dea della terra. Sì. Una terza ipotesi era che fosse la raffigurazione di Iside, e qui mi ricordo, ecco, vabbè. Una quarta ipotesi è che venga da Bisanzio e che quel colore nero lasciato sul volto ligneo non fosse una scelta stilistica, ma non so che dire. Io ve le riporto così come le ho incontrate e invito chi ne sa più di me in fatto di arte e di religione, soprattutto Anna Maria, a portare il loro contributo. Mi sembra comunque molto interessante. Prego. L'intervento da casa c'è, sì. La tua suggestione che hai citato Iside, c'è questo intervento di Pino Pischedda che torna a scriverci e dice che è interessante, probabile che la Chiesa non sia nata a Roma ma in Egitto, le figure spesso richiamano tratti somatici di quei luoghi in Medio Oriente? Penso di sì, se riesci a trovare al volo un'immagine di Iside, quegli occhi soprattutto mi fanno pensare a certa arte africana o alla riproposizione da parte del Brancusi di arte africana o anche di Modigliani. No? Anna Maria, dimmi. Mi fanno pensare a quello, però veramente non sono tanto esperto da rispondere a Pino. Spero che Anna Maria abbia pietà di me. Per quanto riguarda la scultura che ho presentato io, l'influenza catalana è stata definita da uno storico dell'arte. Io non commento molto questo perché appunto ci sono gli storici dell'arte che studiano queste cose. E ripeto, io riporto per quanto riguarda la scultura che ho presentato io, nel catalogo lo storico dell'arte, il professor De Castris, colloca la scultura in quell'epoca e parla di un'influenza catalana. Per quanto riguarda la colorazione dei volti, no? Anche sulla Madonna di Viggiano, intanto bisogna visionarle da vicino perché le vernici si alterano nel tempo. Poi intorno alla Madonna di Viggiano c'è tutto ed è difficile anche pensare di fare un saggio perché la comunità non permette di arrivare a questo non è facile definire alcuni aspetti. Questo è.
Bene, allora io direi che già mi sono esposto al pubblico ludibrio abbastanza e quindi chiederei a Bartolo di evitarmi la pena di chiudere la trasmissione. Faccia Va lui. bene, va bene. Sì, anche perché abbiamo sforato alla grande anche questa sera, Sì. che significa che abbiamo detto cose interessanti, almeno a giudicare anche dai numerosi interventi che abbiamo avuto da casa. Comunque ricordatevi che è possibile rivedere la puntata anche in differita sui canali YouTube e Facebook di Officina Mediterranea, e dove sarà possibile continuare a fare domande, eventualmente possiamo anche rispondere in differita. Io direi che possiamo passare ai saluti. Per cavalleria darei prima la parola a Filomena e ad Anna Maria. Sì, è stata una puntata molto interessante e anche molto varia, con un filo comune che è quello della Madonna col Bambino, molto interessante, e poi anche la figura di Sant'Antonio. Abbiamo scoperto tante cose che non conoscevamo. Grazie Luigi. Grazie a tutti e vi salutiamo. Luigi, oltre ad aver fatto 13, sì, grazie a voi, è un piacere sempre dialogare, comunicare e soffermarsi su alcuni aspetti del nostro essere uomini, essere persone vive. Buonasera a tutti. Grazie ancora. Orazio, i saluti finali. Bene. Dove ti faccio Sì, sì, è un invito. Io ricordo di nuovo la festa della Pita a Terranova di Pollino, che è uno dei riti arbori più caratteristici, il 30 e poi il giorno di Sant'Antonio. Quindi il 30 sabato viene tagliato e trasportato l'albero, invece il giorno di Sant'Antonio avviene proprio l'innalzamento nel punto più alto del paese. È un appuntamento alla prossima puntata, sperando di riavere Anna Maria, perché quando vedo robe così artistiche trattate così bene, Matteo Colasanti ci sta sicuramente ascoltando invidioso, mi appassionò oltremodo. Grazie a tutti. Buonasera non a resta tutti. altro che salutarci. Buonasera a tutti e quindi appuntamento alla prossima puntata con la 28ª puntata di Almanacco delle Tradizioni Popolari. Il mese prossimo ci vediamo a giugno su questi canali. Ancora buonasera e grazie.